L'Open Space di oggi ha come argomento centrale la cultura e la poesia in maniera particolare. Per farlo abbiamo invitato nei nostri studi degli autorevoli esponenti di questo mondo, quindi salutiamo e ringraziamo per aver accettato il nostro invito Orazio Maria Valastro, sociologo, presidente dell'organizzazione di volontariato Le Stelle in Tasca. Buongiorno Valastro, ben ritrovato. A tutti e a tutti. E poi con Orazio Maria Valastro anche Joan Joseph Barsaleo y Buaza, che è un poeta e scrittore rappresentante della cultura catalana. Buongiorno. Buongiorno a tutti. E a chiudere anche la nostra collega, ormai anche lei volto noto di questa trasmissione, che è Anna Maria Costa. Buongiorno Anna Maria. Buongiorno a tutti. Allora, oggi parliamo, abbiamo detto, di cultura, di poesia, lo facciamo sempre con molto piacere quando abbiamo l'occasione di avere ospiti in studio, diciamo dei punti di riferimento per la cultura. Oggi peraltro parliamo della poesia insulare. Ieri sera c'è stato un incontro a Catania, peraltro in uno scenario esclusivo. Cominciamo da qui. Perché scegliere innanzitutto la poesia insulare come tema? Ieri sera abbiamo presentato questo evento intitolato proprio Incontro con la poesia insulare e lo abbiamo presentato nella sala dell'Esedra al Teatro Antico di Catania. Perché noi già collaboriamo e questo evento è stato fatto anche insieme al Polo regionale di Catania per i siti culturali, con il quale abbiamo già collaborato, e la presenza di alcuni dei nostri ospiti, anche qui accanto a me Joan Josep Barsaleo y Buaza, che è stato premiato al nostro premio dedicato alle scritture autobiografiche, biografiche e poetiche, che abbiamo chiamato Trinachia. Fra l'altro noi abbiamo già presentato il premio recentemente anche qui, grazie a voi, e è stato premiato, dicevo, anche nella sezione dedicata alle poesie. Ogni poesia del premio viene intitolata L'Isola. Da lì è partita poi l'idea, insieme al nostro poeta, di lavorare insieme per un incontro dedicato alla poesia insulare. Ieri sera ci siamo confrontati su questo tema, abbiamo anche letto delle poesie, abbiamo letto le poesie della poetessa Maria Gemma Bonanno, che è anche membro della giuria internazionale di Trinachia, e le poesie anche di un altro poeta, un'altra piccola isola del nord Italia, della provincia di Cremona, Aldo Gallina, in arte Jonas. Bene, allora questo è quello che intanto scorrono le immagini, vedete le foto, no, relative proprio all'incontro che c'è stato ieri sera. Ospite e anche punto di riferimento di questo incontro letterario è anche il nostro ospite, che è appunto Joan Joseph Barsaleo y Buaza, o Buaza, che è testimone, insomma, è venuto a portare, anzi promotore della cultura catalana. Cosa accomuna la cultura catalana a quella insulare? La cultura catalana è diversa perché ha una parte nel territorio continentale, che è la Catalogna, con la Barcellona come la città più importante, anche ha una parte insulare, che sono le isole Baleari, con Maiorca, Minorca e Ibiza, che fanno parte di questa grande cultura catalana. E l'Italia anche ha le isole della Sicilia e la Sardegna, e la piccola Elba, anche una isola. Penso che queste isole del territorio insulare fanno insieme tutto un mondo speciale, e la gente che è poeta, che pensa, che scrive la poesia in questi territori sono specialmente diversi di quelle gente che sono del continente. Anche il continente si può considerare piccole isole. Quando andiamo a una provincia, concretamente una parte del territorio continentale, anche una isola, e la comunicazione tra tutte le isole
diventa così più importante nel mondo. Certo, perché a livello anche di tradizione, no? Ogni comunità può diventare un'isola. Poi approfondiremo altri temi, però credo che la cosa da evidenziare, come dire, la cifra più evidente, sia questa sorta di filo conduttore che abbraccia varie culture, le cosiddette culture mediterranee, no? Che poi storicamente si sono molto intrecciate, perché abbiamo vissuto i periodi delle varie dominazioni, dove qui le culture e probabilmente il destino delle isole si è un po' intrecciato ed ha prodotto ulteriore cultura. Sì, una isola sempre ha una storia particolare rispetto agli altri territori. Ogni isola crea un'identità con il tempo, e questo tempo rimane sempre nella gente. Le generazioni cambiano, ma la insularità non cambia mai. E la poesia delle isole sempre ha una intenzione, un fatto di comunicazione dell'autore con il territorio. Se si parla della Sicilia, i poeti italiani sempre sono molto connettati con il vulcano, con l'Enna, con il mare, con tutta la storia di questa isola, la Grecia, i Fenici. Se andiamo alla parte catalana, le isole Baleari sono anche connettate con tutta la storia del passato. Siamo catalani perché la dominazione è stata di Catalogna, siamo anche spagnoli, ha un'influenza della Spagna nella cultura catalana per essere della Spagna, anche un po' francese, e la Minorca è stata inglese perché con il trattato di Utrecht si è fatto una guerra e si è pagato perdere la guerra dando una isola, è data Minorca e Gibraltar, ancora è inglese Gibraltar, è dato con Minorca. Dopo è ritornata alla Spagna per un altro convegno, ma queste isole sempre sono un gioco, ma la gente sempre rimane la stessa. Quindi al di là del gioco di potere, no? E sì, della geopolitica, poi sì, però l'identità di un popolo rimane lì radicata, e diciamo noi fortunatamente, no? E lo sappiamo noi siciliani per prima, perché da qui sono passate tutte le dominazioni possibili ed immaginabili. Anna Maria. Quindi diciamo la poesia insulana è un messaggero, prendere come messaggero di cultura, messaggero di tradizioni che devono arrivare anche nel continente e si devono amalgamare, quindi diciamo che è un sentire che deve essere propagato a tutti, le tradizioni, la storia, e quindi la poesia è proprio un messaggero di cultura che identifica un popolo che si vuole esprimere nelle proprie peculiarità, e quindi la poesia è proprio un messaggero di cultura che dobbiamo portare avanti e dobbiamo comunicare soprattutto, diciamo, alle nuove generazioni, perché oggi come oggi fare poesia è completamente diverso come dal secolo scorso. La poesia è diversa, la poesia ora deve essere più immediata e c'è un nuovo modo di fare poesia. Anche ci sono delle immagini, c'è la poesia della luce. Ecco, come il nostro ospite ci raccontava, ci sono delle vere e proprie scuole di poesia che vogliono far arrivare il loro messaggio in modo diverso, e quindi interessare chi non ha mai prestato attenzione a questa forma di cultura che invece esprime tantissimo, esprime quello che è l'umanità nella crescita, nella propria storia. E quali sono queste forme moderne? Le vogliamo un pochino di raccontare? Sì, io penso che la poesia è un linguaggio, e questo linguaggio è il linguaggio del futuro. Il futuro parlerà poesia. In questo momento si comincia a vedere che la poesia è più capita per la gente. Non è stata mai una parte della letteratura molto letta, perché la narrativa o il teatro arriva più lontano, ma la poesia sta diventando un linguaggio del futuro. Noi conosciamo la poesia normalmente come lettere, come parole, come versi, che è la poesia classica, cambia il contenuto, dipende del secolo, le parole
cambiano e lo stile cambia, ma nel futuro, in questo presente che sta arrivando il futuro, la poesia può essere muta. Muta vuol dire vedere un'immagine, con un'immagine fare una poesia dell'immagine, questo seria più artistico, fare la parte artistica, o con il suono, anche poesia il fonetica. Suono delle parole, sì, ma la fonetica, perché la poesia ha una musicalità, con una sola parola, si ripete tante volte, tu puoi fare una poesia, un poema, dicendo sempre la stessa parola, ma cambiando il tono, il timbro, e fa una poesia. Questo è più moderno, evidentemente. Non c'è più il concetto della poesia che fa rima, No. non esiste più la rima. No, la poesia moderna già non fa la rima normalmente, i moderni non fanno la rima, ma questo è più andare oltre la rima, questo è andare a un suono, è andare a fare U, A, U. E si fa una poesia così, anche a gente che puoi capire quello che vuoi dire. Quindi non c'è più la cultura dell'endegasillabo sciolto, della terzina, cioè, non c'è più. No, io sono uno scrittore che scrivo una poesia un po' surrealistica, un po' del futuro, e penso che la gente giovane ha cambiato il mondo è cambiato, e la gente che adesso abbiamo, la gente che vediamo alle strade, la gente che va ai negozi, al bar, la poesia deve cambiare, deve parlare con loro. Mastro, abbiamo capito che questo è l'inizio probabilmente di un nuovo capitolo, insomma, diciamo così, per arrivare a quello che potremmo definire il linguaggio universale, no? Quello che è fatto anche di molte sensazioni, quello che forse la poesia di oggi vuole raccontare, cioè delle storie, delle sensazioni, delle emozioni, piuttosto che appunto affidarsi alla rima baciata, però anche quella forse è una pratica che non bisogna perdere del tutto, no? Forse abituare i giovani a cominciare proprio da lì per far capire come si può strutturare poi la poesia, che è un po' quello che fate anche voi con la vostra organizzazione e con i vostri atelier. Mi ricordo, noi ne abbiamo parlato recentemente, il progetto cardine dell'ODV Le Stelle in Tasca, che rappresento in qualità di presidente, si chiama Atelier dell'immaginario autobiografico. C'è un'affinità e per questo noi ci siamo anche ritrovati con i nostri ospiti di ieri. L'immagine, abbiamo detto, la poesia parla anche per immagini. Parlavamo proprio di sensazioni, no? Magari è più difficile oggi, forse, perché poi la tecnologia, l'evoluzione del linguaggio ci sta portando invece a farci esprimere in un altro modo, ma proprio questo è, invece di raccontare sensazioni che cogliamo dalla vita di tutti i giorni, forse è più facile o è più difficile parlare di se stessi, cioè fare questo lavoro introspettivo per poi affidarlo agli altri. Diciamo che ci sono due ambiti che io credo siano da attenzionare. Da una parte le piccole isole, ogni poeta è una piccola isola, e quindi questo lavoro interiore sui sentimenti, e dall'altra queste piccole isole sono tutte geograficamente circondate da un mare, da un oceano, e questo è un invito anche a valicare questa frontiera e collegarsi con il continente. Noi avevamo un altro poeta che metaforicamente si definiva anche una piccola isola che abita a Soncino, in provincia di Cremona, e il suo mare era la nebbia del suo luogo dove risiede, però un'altra prospettiva geografica. Quindi non è solo una questione di prospettive o di confini geografici, ma è una condizione esistenziale. Ora le immagini, la poesia si apre attraverso l'immaginazione a un pensiero sensibile, perché dà sensibilità al pensiero, restituisce senso al sensibile e in qualche modo, se mi permettete, ha anche una funzione interculturale. Abbiamo detto è importante che queste isole invitano anche alla comunicazione, allo scambio culturale, al confronto, e anche una funzione direi quasi cosmica, cioè la possibilità, attraverso non solo i sentimenti intimisti, ma la possibilità di aprirsi attraverso le immagini, il pensiero sensibile, al divenire che è anche impersonale, che è universale, e quindi ci dà la possibilità di confrontarci su temi
che travalicano i confini della nostra stessa esperienza e nei quali noi possiamo riconoscerci e riconoscere dei valori che attraverso anche la poesia possiamo custodire, possiamo tramandare, perché anche la poesia è un altro aspetto del nostro patrimonio culturale immateriale che noi teniamo molto a valorizzare e preservare. Quindi la scrittura e la poesia sono anche un po' lo specchio di un popolo e probabilmente dobbiamo partire da lì per conservare la nostra identità culturale e di popolo, da poi consegnare ai nostri figli, ai nostri nipoti evidentemente. Volevo un attimo capire anche praticamente, perché vedo che avete dei volumi ed è forse il caso magari di perché no, regalarci qualche momento, qualche brano che possiamo estrapolare da quei volumi. Magari vi preparate un attimo e noi andiamo avanti col discorso. Però è indispensabile oggi far arrivare un messaggio di questo tipo, anche perché abbiamo la fortuna di avere un esponente della cultura catalana che significa davvero tanto oggi, anche per gli equilibri di questa Europa che forse rischia qualcosina dal punto di vista geopolitico, nel senso che ci sono degli equilibri che si mantengono su un asse che è quello dello scambio, dell'economia, ma che non ha di fatto preso in considerazione invece l'aspetto probabilmente principale, no? Quello della integrazione dei popoli attraverso lo scambio anche culturale, attraverso lo scambio di esperienze, attraverso anche lo scambio, se volete, di quelle prospettive che possono aprirsi alla politica intesa come bene supremo, bene dei popoli. Anna Maria, nel frattempo che naturalmente loro cercano il brano da regalare, è chiaro che, lo dico anche ancora una volta coinvolgendo Valastro, l'incontro di ieri però dentro ha anche un messaggio da lanciare, una sorta di missione a chi? La missione nostra, essenzialmente, noi abbiamo parlato di custodire, no? Noi diventiamo i custodi di questo patrimonio immateriale e vogliamo tramandarlo e far diventare custodi anche le generazioni, le giovani generazioni e le generazioni future. Quindi c'è questo scambio anche tra generazioni passate, presenti e future di un patrimonio culturale che deve essere tramandato, ma dobbiamo riconoscerne anche quali valori noi stiamo tramandando. Quindi noi vogliamo diventare i custodi e in qualche modo anche renderci indipendenti da quei valori che sono nocivi alla nostra umanità, ma privilegiare quelle immagini e quei valori che invece sono benefici per la nostra relazione con noi stessi e con gli altri. Questo credo che sia un elemento fondamentale quando pensiamo alla identificazione, valorizzazione e custodia di un patrimonio. I valori sono essenziali. Ecco, diciamo che una volta tanto la poesia segue a ruota magari l'evoluzione del linguaggio che stiamo trovando, abbiamo trovato per esempio nella musica, no? I testi, i giovani oggi si definiscono rap in qualche modo, che però raccontano effettivamente la vita reale, con un linguaggio diverso, più consono, a volte anche crudo, ma è quello immediato, più diretto che oggi arriva. Quindi anche in questo caso la poesia può fare e può fare tanto. Veniamo al nostro ospite che ha trovato il brano. Vediamo quindi di seguirlo con molta attenzione. Prima lo leggerò in catalano per ascoltare il suono della lingua e dopo farò la traduzione in italiano. Bene. Si la pluja s'enfada, es perversa l'ironia. Si les herbes plorinyen, és indolència inherent. Si es decanta la pols, sí, si es decanta la pols, comença la vida. El foc dels teus ulls fereix l'innocència i escalfa un somni immortal. Delata l'estagnació d'un martiri. A la nit, l'imprudència allibera tots els diables i s'acosten i et toquen i l'esperança dels homes
Cau alla distanza. Leggio in italiano, il libro è edito in bilingue, in catalano e italiano. Facciamolo vedere, si mettiamolo a favore. Sì. Lo mettiamo a favore di camera, eccolo qua, la copertina, lo abbassiamo un attimo così agevoliamo, eccolo qua. Questo è il libro, perfetto. Bene, vediamo un po' di tradurre quello che abbiamo letto. Se la pioggia si arrabbia è un'ironia perversa, se l'alba piangono, non vedo bene, è indolenza inerente, se si decanta la polvere, se si decanta la polvere si inizia la vita. Il fuoco dei tuoi occhi ferisce l'innocenza e riscalda un sogno immortale, rivela la stennazione di un martirio. Di notte l'imprudenza sprigiona tutti i diavoli che si avvicinano e ti toccano e la speranza degli uomini resta lontana. Quindi sono delle immagini, poesie per immagini, che vanno a toccare anche l'animo umano, è questo. A proposito di immagini, quindi volevo far vedere come all'interno, in alcuni momenti salienti probabilmente del libro, ci sono proprio delle immagini, delle iconografie, dei quadri, eccolo qua, bianco e nero, bellissime. che le immagini arrivano forse Aiutano anche un po' a dare il senso, no? più immediato. Identità un po' come i catalani, no? Diceva, ed è ancora diciamo una questione aperta poi, quella che oggi anche dal punto di vista politico, quindi non solo culturale, vede impegnato diversi fronti anche della società civile, ma anche dell'intelligenza, che vuole riaffermare fortissimamente la propria identità, al di là poi delle questioni meramente politiche, no? Sì, quando una società ha un'idea di identità particolare, come io penso che la Sicilia ha, sempre rimane nella gente, nella letteratura, questa identità. Qui io ho sentito parlare il siciliano alla gente, penso che si parla abbastanza, non è morto, non è un dialetto morto. Anche perché è vera e propria lingua. È la propria lingua della Sicilia, evidentemente, è differente da altre lingue. Di questa identità, io penso che qui in Sicilia non è come in Catalogna. In Catalogna noi facciamo tutto in catalano. Qui in Sicilia si parla più italiano per fare la poesia, non si fa in siciliano. Penso che si deve dare più importanza alla propria lingua, perché sino col tempo siamo ad un passaggio storico però molto importante. Anche noi siciliani per troppo tempo, per scelte politiche, per scelte forse anche di convenienza, ci siamo un po' sottomessi a quella che era la volontà, ma oggi stiamo recuperando con varie forme d'arte, anche la scrittura, anche la poesia, anche la musica. Pensiamo e ragioniamo di più in siciliano, cosa che per esempio i sardi hanno fatto sempre benissimo, hanno difeso a spada tratta le proprie origini, la propria dimensione di isola, e quando si sono aperti poi di fatto abbiamo scoperto un mondo. Credo sia successo anche ai popoli delle isole Baleari, così come alle varie anime poi della Spagna, no? Perché dicevamo la Catalogna sì, ma c'è anche la Castiglia e poi ci sono altre identità forti. In Sicilia noi abbiamo questo rapporto un po' atavico con la nostra terra, che poi ha fatto scaturire un termine che non so se è comune anche agli altri popoli vicini a quelli del Mediterraneo, che è sicilitudine, cioè la nostalgia della nostra terra quando abbiamo varcato lo stretto. Capita, credo, sì, anche sì, così, sì. no? Sì, ma quando un popolo ha, una gente ha una lingua, come il siciliano, si deve trasportare fuori dall'isola, perché sennò l'insularità non arriva fuori. Questa è l'apertura, si deve aprire. Forse per troppo tempo abbiamo avuto paura. Non deve avere paura, invece si non deve fare. La poesia è un linguaggio universale,
La lingua non è importante perché si può fare poesia in italiano, si può fare poesia in siciliano, ma la poesia è un linguaggio universale, ma non si deve perdere mai la lingua, l'identità, mai si deve perdere, perché se si perde col tempo si annulla tutto. Si annulla tutto. E la Sicilia ha una storia bellissima, anche letteraria. Abbiamo diciamo nei 200-300 tutti i poeti, cioè era quasi una lingua ufficiale il nostro siciliano. Quindi poi man mano diciamo questa storia si è andata un po', diciamo, è andata un po' a sparire questa voglia di parlare in siciliano, di comporre, perché noi abbiamo anche una bella letteratura, abbiamo tanti poeti che esprimono veramente la sicilianità, i sentimenti della nostra isola. Questa tradizione deve restare sempre viva, non deve morire. Ma oggi come oggi ci sono anche tanti autori, tante persone che stanno cercando di rilanciare quella che è la cultura proprio siciliana, con spettacoli, poesie, e si sta anche lavorando per tenere viva questa tradizione. Bene, allora con Valastro invece parliamo appunto di questo atelier, degli atelier che a Catania coinvolgono tutti coloro che hanno voglia, no, di avvicinarsi alla poesia, ma non solo alla poesia, alla scrittura. Anche qua c'è tutto uno studio forse da fare su quello che è stato il discorso appena accentrato. Spesso pensiamo che approcciarsi alla poesia significa appunto avere una struttura nella scrittura più vicino possibile alla perfezione della lingua italiana, e invece abbiamo scoperto oggi che forse è meglio coltivare le nostre radici, quelle che in arte si dicono le cosiddette sporcature, no? Nella poesia possono davvero aprire invece un mondo, ampliare questo mondo, cioè chi ha paura di approcciarsi a questo mondo perché non ha fatto il liceo classico, ecco, diciamolo così, forse ha un'opportunità in più per approcciarsi, per avvicinarsi, per scoprire che probabilmente si può scrivere magari non in lingua perfetta o con una tecnica perfetta. Sì, abbiamo detto, gli atelier dell'immaginario autobiografico sono anche degli atelier di narrazione e scrittura di sé, dove in gruppi le persone si incontrano nell'arco di un anno in modo periodico e accompagnate da me e da alcuni delle volontarie e dei volontari dell'Este Tasca, fanno un percorso che li porterà poi a redigere una propria autobiografia o la biografia di un'altra persona, ma è come dire, importante che non sia necessario avere una conoscenza letteraria o della grammatica, perché quello che è importante è cercare di esprimere ciò che sentiamo e cercare di portare attraverso la scrittura a conoscenza di noi stessi e degli altri la storia che abbiamo vissuto. Questa è la cosa più importante, quindi diciamo che la revisione del testo è qualcosa che arriverà poi in un secondo momento, ma noi viviamo proprio in un momento storico e sociale importante, perché sempre più persone desiderano scrivere poesie, scrivere la propria storia, raccontare, e quindi viviamo un momento storico in cui il nostro è un lavoro quasi sotterraneo, noi ci incontriamo in privato, il piccolo gruppo, perché condivide in privato delle storie che poi diventeranno delle storie che potremmo e possiamo condividere anche con la comunità. Ecco, però cogliere l'attimo è importante, cogliere l'attimo è nuovo importante. Fermento che appartiene molto ai giovani, che oggi magari si esprimono utilizzando un mezzo immediato come appunto internet e i social network, ma forse a loro bisogna indicare che esiste un'altra strada, esiste una strada. Ma sì, e noi abbiamo anche dei giovani che partecipano a questi laboratori e che non sono
obbligati a scrivere in modo classico, né nel senso poetico né nel senso letterario, e quindi per esempio alcuni propongono di riportare le proprie canzoni, magari perché hanno uno stile tipo rap o qualcosa del genere, e far diventare la propria storia, farla parlare attraverso i testi delle loro canzoni. Questa è già una proposta che qualcuno sta sviluppando e che spero potrà essere poi conosciuta, ma è importante riflettere su questo. Noi abbiamo parlato di identità, è importante l'identità perché ci dà la possibilità di avere un orizzonte, di avere una consapevolezza di ciò che siamo, dove andiamo, da dove veniamo, ma è anche vero che l'identità non può essere semplicemente la ripetizione in eterno dei nostri convincimenti, delle nostre consapevolezze. L'identità deve anche essere in grado di alterarsi, cioè di modificarsi nei confronti degli altri, apertura quindi nei confronti delle culture, delle persone, dei valori che non sono ancora nostri perché non li consideriamo, perché non riusciamo a condividerli nel bene o nel male, e quindi la scrittura in questo momento ci dà questa possibilità, cioè di mettere di trasformare l'identità che noi abbiamo e di confrontarla con gli altri. La cultura in questo momento, io credo, lo dico a Joan Joseph Barcelo y Boissat, ecco, la pronuncia è quella che è, però dico è davvero molto importante. Poi andiamo a chiudere perché lo spazio purtroppo è quello che è a nostra disposizione, però credo abbiamo in qualche modo oggi dato un messaggio importante a chi ci sta seguendo, e abbiamo anche forse un po' cambiato nella convinzione di tanti il termine insularità, cioè abbiamo fatto capire che insularità non significa chiudersi a riccio, ma invece aprirsi. Ognuno di noi può essere un'isola se ha qualcosa da dire, se ha un'idea da portare avanti, da condividere con gli altri, no? E forse è quello che stiamo facendo stamattina qui. L'esperienza di popoli che si incrociano, che si trovano, che si parlano, perché oggi forse stiamo arrivando di nuovo ad un punto difficile anche da concepire, che è quello invece di alzare le barricate, di alzare i muri e di guardare forse troppo allo spread, all'economia, a cosa fa l'Europa nei confronti di questo o di quel paese. Forse non abbiamo capito a sufficienza che la forza vera di un popolo, di un'isola, di noi che siamo isola, è quello proprio della comunicazione, della cultura, di aprire. Probabilmente se l'Europa, l'Unione Europea, avesse avuto come fondamento la cultura e non la moneta e il mercato unico, oggi ci troveremo ad avere un mondo diverso, evidentemente con un interscambio culturale e fattivo di cose vere. Io penso all'esperienza di Barcellona, che è stata ricostruita, rifondata. Quell'esperienza lì sarebbe utile oggi, quando si parla di disastri ambientali, di ricostruzione, al nostro paese, invece di pensare a fare altro e di pensare all'economia strategica di questo o di quella struttura, se non pensare che c'è un modello che invece ha funzionato, perché non sfruttare quello. Sarebbero tanti i spunti, però voglio dire, l'esperienza che lega un referente della cultura della Catalogna all'Italia non è poi così distante, anche perché poi mi diceva fuori onda che il nostro ospite ha origini italiane in qualche modo, no? In parte sì. In parte, sì. Quindi diciamo che è ancora più semplice poi accomunare. Poi storicamente diciamo che Catalogna, Spagna e Italia sono molto vicini. Siamo fratelli. E quindi questo messaggio va ripetuto perché diciamo bisogna dare importanza all'essere, al nostro essere, che si può tradurre in poesia, ma nella poesia immediata. La nostra vita è tutta una poesia, se noi vogliamo, perché se noi guardiamo ai sentimenti, cosa c'è più bello di un sentimento? È una poesia, e la capacità di comunicare la forza di questi sentimenti è quello che ci unisce, quello che ci fa star bene, che dà valore a una vita. Perché una vita senza poesia è una vita sprecata, una vita arida. Non è vita.
Una poesia senza, una vita senza poesia non è vita. Non è vita. Assolutamente. E quindi... Allora, vogliamo chiudere il nostro appuntamento lasciando libero il pensiero, libero il pensiero per chiudere con un messaggio rivolto proprio ai nostri telespettatori. Orazio Maria Valastro. Scrivete la vostra storia, scrivetela in forma letteraria, attraverso poesie, attraverso immagini, perché questo è l'unico argine che ci permette di contrastare la depoetizzazione del mondo e quindi di ritornare attraverso il nostro pensiero sensibile ad amare gli altri e ad amarci. E se mi permettete un ringraziamento per le persone che non sono qui presenti, sì. Aldo Gallina in arte Jonas, che ritornava a Cremona in aereo per questioni di lavoro, e la poetessa Maria Gemma Bonanno, che per questioni di salute non può essere oggi qui con noi. Bene. E io ringrazio a tutti voi per questa intervista, così mi onora tanto a me, e voglio dire che la poesia è un linguaggio universale, è il futuro è la poesia. Quindi cambiamo la prospettiva, non più il passato dei grandi poeti. Il passato eccetera, sempre passato rimarrà, ma chiaro, il futuro anche è poesia. Però dobbiamo guardare al futuro. Anna Maria. Bene, quindi questo è anche un messaggio. Provate anche a mettere un po' di poesia nella vostra quotidianità. Ecco, ogni giorno vi alzate e fate qualcosa di bello, di poetico, un messaggio, mandate un messaggio ai vostri amici, ai vostri cari, qualcosa che diciamo comunica un momento di poesia per farci stare meglio. Allora, ringraziamo in chiusura del nostro Open Space, del nostro salotto di oggi, noi ringraziamo davvero gli ospiti di questa puntata per una questione di cavalleria. Inizio da Anna Maria Agosta, nostra collega giornalista, ormai volto, noto e punto di riferimento costante di questa trasmissione, e poi ringrazio Orazio Maria Valastro, che è presidente di questa organizzazione di volontariato che le Stelle in Tasca, e anche presidente del premio internazionale Trinachia, no? E quindi e poi dei vari atelier, io mi viene che viene laboratorio, però è atelier no? Che sono a Catania, quindi approcciate e andate a vedere un po' come vi trovano sul sito. Sia sul nostro sito lestelleintasca.org oppure la nostra pagina fan su Facebook. Le Stelle in Tasca. Bene, e grazie naturalmente, spero di pronunciarlo bene, Juan Joseph Barceló i Boissin? No, Bausà. No, Bausà, non ci arriverò mai. No, non riuscirò mai a farlo. Grazie davvero, poeta e scrittore, rappresentante della cultura catalana, e oggi ha fatto piacere davvero come dire, aprire un po' l'orizzonte verso una cultura che è molto vicino poi a quella nostra. Ricordiamoci che abbiamo anche noi avuto ancora oggi delle grandissime testimonianze a livello anche architettonico e culturale, sì, proprio qui in Sicilia. Grazie davvero. Allora, noi chiudiamo il nostro spazio dedicato all'open space. Dico di preparare la sigla perché noi ci salutiamo qui naturalmente, anche se poi non finisce qui.